Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Lo sponsor della puntata di oggi è deltaprati.it, il vero prato verde, in erba naturale in pochi minuti. Prima pagina della Voce di Rovigo, coronavirus, entra nel vivo il nuovo piano regionale. Entro aprile siero ai nati dal 1942 al 1961. Vaccini sotto a chi tocca. E poi c'è sempre in prima pagina, abbiamo celebrato ieri proprio con Rovigo in diretta la partenza del traghetto del cantiere Visentini, ma purtroppo a 200 metri da Albarella si è incagliata, vedremo anche l'articolo all'interno. Primo piano Polesine, la zona rossa non si riaprirà prima di maggio, le attività di ristorazione insorgono, ora devono lasciarci lavorare. I ristoranti non ci stanno, se si va avanti così molti saranno costretti a cambiare mestiere. Restrizioni in questa zona rossa ormai in tutta Italia, ok al trasferimento ma solo con i propri conviventi all'interno del Veneto. Pasqua, seconde case ad ostacoli. Le regioni si regolano a geografia variabile, Toscana e Alto Adige off limits, mentre via libera in Emilia. In affitto soltanto con contratto firmato prima del 14 gennaio. E parlando di vaccini, in Italia si spera nel cambio di passo, oggi vertice tra governo e regioni ma senza Draghi. Passaporto sanitario del 15 giugno, infatti il commissario UE Breton mostra il documento e assicura immunità di gregge a metà luglio. Speriamo. Sempre dalla Voce di Rovigo, meteo, le previsioni, arrivano giornate di caldo ma Pasquetta a rischio pioggia e in arrivo comunque un rialzo delle temperature. Una buona notizia dall'Auser, parla la presidente provinciale Marinella Mantovani, a disposizione per la campagna vaccinale, sempre al servizio degli anziani. Una rete di 80 volontari in campo per attività di accompagnamento e collegamento. Adria, Palazzo Tassoni, nel rinnovo del direttivo dell'ente parco doveva scattare la rotazione, però viene confermata Portoviro. Barbierato beffato all'ente parco. Spinello, dell'opposizione adriese, dice isolamento totale della città e Barufaldi rincara la dose, prenda atto Barbierato del fallimento e si dimetta. Portoviro, il traghetto GNV Bridge varato nel cantiere navale Visentini proprio ieri mattina, bloccato in una secca. Il gigante incagliato nel canale. Sul posto 2 rimorchiatori per sbloccarla con le motovedette della Capitaneria di Porto di Chioggia. Nei pressi dell'isola di Albarella, infatti, la motonave, dopo aver navigato senza problemi l'intero canale fluviale, si è leggermente incagliata a causa del basso fondale. Rosolina, il direttivo di Rosolina Shopping, lancia un appello: commercio chiuso senza criterio. Negozi in ginocchio dopo un anno e il presidente Giulia Marangon afferma: niente è cambiato e in troppi non rispettano le regole. Taglio di Po, l'aggiornamento del sindaco Francesco Siviero. Presto l'immunità di gregge. Sul fronte vaccini sono già state vaccinate circa 190 persone con più di 80 anni, sia a domicilio che presso il centro vaccinale di Portoviro. Andiamo allo sport. Adriese rimonta da un punto. Al Bettinazzi, Granata rimediano un pareggio grazie a un cambolesco 3-3. Polesani sotto di 2 reti col Cartigliano e Cabin acciuffa il pari con una doppietta. Nell'altro fronte della Serie D, grande prestazione dell'11 di Pagan che vince 2-0 in casa del Montebelluna, col Paccio Delta firmato Barone. 3 punti d'oro dopo troppe gare senza successi e i gol nella ripresa. E altra buona notizia di sport, volley a 3 maschile, il Delta Portoviro ribalta il Gamma Brugherio. Sotto di 2 set, i ragazzi di Zambonin vincono il tie break. Soddisfazione del coach. Andiamo al Gazzettino di Rovigo. Pesca a rischio di spaccatura nella protesta. Correnti diverse nel fronte dei 1500 addetti del settore. Noi speriamo in una collaborazione di proposte giuste e sensate per il comparto. La pesca è allo stremo e noi come gruppo stiamo lavorando tutti i giorni su più fronti in attesa di una nuova nomina del Consiglio di amministrazione. Così il portavoce di un gruppo di pescatori. ULS 5, visite ed esami ridotti negli ospedali. L'aumento dei ricoveri Covid non si ferma. Ieri 10 casi, si stanno riaprendo reparti e posti letti nei vari nosocomi.
Esauriti i primi 16 posti al San Luca in terapia intensiva. Cultura, nostalgia Genesis. 40 anni fa il gruppo, allora poco conosciuto, fece il primo concerto fuori dalla Gran Bretagna, al Teatro di Riese. Il Gazzettino sta cercando i testimoni dell'epoca. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, nelle frequenze 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!